L'87esima adunata nazionale alpina si è aperta la mattina del 9 maggio con l'emozionante cerimonia dell'alzabandiera in piazza 20 settembre. Presenti autorità civili, religiose e militari, tra cui il comandante delle truppe alpine, generale di Corpo d'Armata Alberto Primiceri, il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, i sindaci dei 51 comuni della provincia e in rappresentanza della regione il vicepresidente Sergio Bolzonello. L'alzabandiera è stata preceduta dall'arrivo nella piazza 20 settembre, tra ali di folla, dell'Abaro dell'ANA, Associazione Nazionali Alpini, decorato con 215 medaglie d'oro, e dai gonfaloni della provincia e del comune di Pordenone con il presidente Alessandro Ciriani e il sindaco Claudio Pedrotti. A seguire il generale Primiceri e il presidente Favaro hanno passato in rassegna gonfaloni, labari e un reparto in armi per raggiungere il pennone sul quale è stato issato il tricolore. A rendere maggiormente solenne l'alzabandiera le note dell'inno di Mameli suonate dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia. È seguita poi la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti in piazza Ellero dei Mille. Tantissimi cittadini, tra cui molti bambini, hanno quindi preso parte all'inaugurazione della Cittadella degli Alpini in Parco Galvani. Allestita nelle adunate a partire da quella di Cuneo nel 2007, è, come ha sottolineato il comandante delle truppe alpine, che si è detto orgoglioso, fiero e commosso nel vedere tanta gente, ringraziando l'ANA e il comitato organizzatore, il biglietto da visita degli alpini in armi, momento di incontro e conoscenza reciproca tra cittadinanza, penne nere di oggi e quelle in congedo. Individua l'obiettivo sul campo di battaglia, perché nelle vicinanze a 600-700. La grande festa coinvolge, incuriosisce, appassiona, trascina un'intera città e soprattutto regala momenti di autentico spettacolo quando a scendere in campo sono gli alpini paracadutisti. All'appuntamento al Comunale Bottecchia sono convenute migliaia di persone, grandi e piccini, per ammirare le esibizioni di 19 paracadutisti che in 4 successivi passaggi si sono lanciati da un elicottero a 1500 metri di altezza, compiendo evoluzioni, sventolando il tricolore, dipingendo il cielo azzurro con i fumogeni bianco, rosso e verde. Un grande show particolarmente gradito, concluso con una passerella per raccogliere gli applausi di un pubblico festante. Ma gli alpini non sono solo festa e divertimento, ma anche impegno concreto in termini di ore lavoro regalate alla città per interventi di sistemazione e di ripristino e anche generosa raccolta fondi da destinare, come da ormai consolidata tradizione, ad alcune importanti realtà che operano nel sociale a favore dei più deboli. Così nell'incontro tra penne nere, città e istituzioni all'Auditorium Concordia, momento celebrativo ufficiale a conclusione della seconda giornata dell'87esima adunata nazionale, i vertici dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, con il presidente Sebastiano Favero, hanno espresso una solidarietà concreta e consapevole, consegnando a 3 onlus contributi per complessivi 50.000 euro, frutto della raccolta tra tutte le sezioni ANA italiane.